credo che il Partito Democratico oggi debba parlare all'Italia, agli italiani, debba dire parole di verità su come sono andate le cose, debba in qualche modo rivendicare il fatto di aver difeso il governo Draghi fino alla fine, e io credo che debba aprire un'interlocuzione seria ad un campo largo fatto da tutte quelle forze politiche che Draghi l'hanno sostenuto fino alla fine. Io penso che sia questa la sfida che noi dobbiamo oggi, caricarci sulle spalle. Dobbiamo cioè lavorare con tutti quelli che hanno sostenuto un governo di unità nazionale, che ha fatto e ha contribuito a far uscire l'Italia dalla pandemia, che ha contribuito a lasciare un segno importante in Europa anche sulla pandemia, che ha gestito il primo conflitto europeo, che ha di fatto scardinato anche alcune questioni di geopolitica, che ha affermato fino alla fine che l'Italia è in Europa, difende il G7, vuole avere nel G7 il ruolo che si merita e difende la NATO come alleanza atlantica contro i dittatori come Putin, ed è quel paese che promuove un'autonomia energetica e la porta avanti investendoci già 4 miliardi di euro del PNRR, cioè investendo seriamente in energie rinnovabili e facendo della battaglia ambientale una battaglia collettiva che non possiamo più rimandare, perché gli eventi ambientali estremi ci fanno capire che ormai il tema della lotta al cambiamento climatico è uno dei temi principali per la sopravvivenza dell'uomo e della nostra economia. Quindi io credo che queste saranno, attenzione, manca una gamba che è forse la più importante. In tutto questo noi come Partito Democratico dobbiamo parlare di poche cose chiare. Una di queste deve essere il lavoro, che è strettamente connessa a quella che dicevi prima tu, cioè sostenere le aziende significa sostenere il lavoro, ma fare una battaglia seria perché i salari italiani, che sono tra i più bassi in Europa, aumentino, perché è l'unico modo, difendendo la contrattazione collettiva e rinnovandola, è l'unico modo di aiutare le famiglie a sopravvivere, arrivare a fine mese, ad avere una vita dignitosa. Queste sono le parole chiave che dobbiamo utilizzare in campagna elettorale e penso che il Partito Democratico sarà in grado di farlo. Certo, sarà una mobilitazione grande, ma dobbiamo non avere pregiudizi nei confronti, ripeto, di chi magari era lontano da noi, si è avvicinato, ha fatto dei mea culpa, penso anche allo sfarinamento di Forza Italia, francamente, no? E una parte anche del 5 Stelle sano che è rappresentato da Di Maio. Mi dà l'assist per